E quando il topo non c'è, i topi ballano, perché il gatto... Benvenuti in questo nuovo video, grazie per esservi collegati di nuovo a un nuovo video. Io ovviamente questi video ve li sto mettendo in una playlist, così quando finisce questo video ne comincia un altro, qualora ne vogliate vedere qualcun altro. Sono molto felice che scegliete di essere qui, vi ricordo sempre di lasciare un mi piace a questo video, che lasciare un mi piace a questo video mi aiuta tanto. Quindi tu che stai guardando il video, non può cazzo muso e metti mi piace. Visto che abbiamo cominciato questa serie di video su quella serie che si intitola Polizia indaga il crimine, io di là avevo detto se arriviamo a 10.000 mi piace io faccio la terza puntata. Noi abbiamo superato i 10.000 mi piace, ragazzi, quindi non mi fanate. E dico una cosa, visto che ci sarà un altro video oltre questo, su questo video qua, se arriviamo pure a 15.000 mi piace con questo qua, vi giuro che faccio la quarta parte di questo video e abbiamo concluso tutta la serie. Ad ogni modo, se volete vedere il resto degli altri video, il primo e il secondo che vi siete persi, lo trovate sempre in pagina, vi basta scorrere un poco e trovate questi video. Ultima cosa vi voglio ricordare, molto importante, per tutti gli amici di Pompei e dintorni, domani, che sarebbe precisamente il 26 ottobre 2019, pensate un po', alle 18:30 sarò in via Lepanto 164 a Pompei per l'inaugurazione del nuovo Svapoweb, che è il main sponsor di tutti questi video. Quindi se volete ci possiamo incontrare, ci pigliamo un caffè, ci facciamo due chiacchiere, ci facciamo una foto, ci mille pulite voi, ci abbuffiamo buccacci una parte con un'altra, l'ingresso è totalmente libero e sicuramente Arcangelo farà arrivare un fiume di Moet. Tandait Arcangelo Ieteng Moet. Quindi amici di Pompei e dintorni, se volete venire domani dalle 18:30 io sarò lì, mi tratterrò lì, e se venite fa molto piacere, vi vengono un bacio a destra, a sinistra e al centro. Adesso senza indugiare partiamo subito con il nuovo video. Nelle puntate precedenti. Niente, mi ha mandato un killer a spararmi. Ascoltami Aiello, a casa del boss Don Peppa C'erano molte telecamere. È arrivato il mandato della procura di Salerno. E chi ci dice Don Peppa? Ma io mo sono uscita da galera. Ah, questo è quello là che non sono riuscito a arrestare. La donna a Sizzacchio non l'hanno arrestata, a lui non ancora. Beh, forse è un po' esagerata come caduta, Corri da cazzo laggiù. Ma che è un addestramento militare? Oh frase, vedi che non si è caduto vero? Sei passato a passo svelto, là sta scritto passo carrabile, le fa carrabile. Ciao! Tutto bene? Scusa, se tu stai assettate e lei è entrata, chi l'ha raputo la porta qui? Meno male che sei venuta. Sì, pure perché sennò sarebbe stato un rapporto inutile. Avevo proprio bisogno di parlare, sto un po' nervosa. Sei nervosa perché ma tu scusa, tu eri quella là che avevi detto no, a me non mi arrestate e ti hanno arrestato, come fai a sta casa? Dimmi, cosa è successo? Ma veramente l'entusiasmo i siri tenete? E praticamente c'è stato di nuovo un altro blitz, la polizia anticrimine ha fatto questo blitz e mi ha di nuovo arrestata. Scusa, continua a chiedermela, come fai a sta casa? Che casino, e adesso come fai? Che casino, sì, Francesca Sino, è una mia amica, la chiamano proprio così, che casino. E adesso cosa fa? Non lo so, sta in carcere a casa. E tu lo sai di chi sono innamorata. Questo non determina la tua pena, cioè non è che si va a fare una causa di sì, però io amo Jennifer, e chi dice boh, apposta, lo devo dire. Anche questa volta ha fatto in modo di darmi una mano. Ah, di riconoscenza. Quindi niente, lei non sa mai cosa dire. Lo so, però stai attenta perché adesso ovviamente la polizia anticrimine diciamo che ti sta addosso, quindi vuole estrapolare informazioni su Don Peppe. Sì, quindi stai molto attenta perché la polizia anticrimine ti sta addosso e vuole estrapolare informazioni su Don Peppe e tu devi stare attenta. E comunque io sto fuori dal giro, anche se la polizia anticrimine mi segue. Su Instagram? Io a Don Peppe non lo vedo e non lo sento più da parecchio. Perché quello sta facendo una festa con gli amici, Don Peppe, sta con tutti gli amici a casa, sta facendo Don Peppe, Don Peppe. Quindi fondamentalmente sono tranquilla dal lato mio. Beh, scusa, allora di che ti stai preoccupando? Ormai sei uscita dal giro, hai superato la rotonda. Pure se mi segue, tu lo blocchi. mi troverà comunque pulita. L'hai fatto bidet prima? Io ho cambiato vita. Ah, hai cambiato vita, quindi mo te lava. Per amore ho cambiato. Per amore hai cambiato. Sono fuori dal giro. Sì, stai dicendo sempre che stai fuori dal giro. Abbiamo capito, ho fatto il giro. Ok, però tu comunque devi stare attenta. Certo, quando attraversi a destra e a sinistra, guarda, se no dai
in aria, non è che mo si innamorate in dietta su. Comunque bisogna vedere Don Peppe quali sono le sue intenzioni. Sì, bisogna vedere Don Peppe quali sono le sue intenzioni, certo. Io comunque ho paura. Di chi? Di chi? Però diciamo che ti ricordi che l'altra volta ha mandato un suo uomo ad ammazzarmi? Beh, ma quello è l'amore, figurati. Come fai ad avere paura di Don Peppe? Però per fortuna non è successo niente, sono andati in ospedale, è venuto pure Michele A portare le arance, Michele è venuto. d'urgenza, è venuto, è corso, mi sono rimasta pure meravigliata e Ti sei rimasta meravigliata da questa cosa, ma quello ti vuole bene, non ti devi rimanere meravigliata. però per fortuna non è successo niente. No, perché è venuto killer che non da sparare, si vedeva che non c'era il colpo. Chi sono sti rumori? Ah, Don Peppe e Mastro Lindo, il suo uomo. Vabbè, ma senti sta voce? Sta voce? Che cosa è sta voce? Voglio, la voce femmina. Don Peppe senza cappello non mi sa vedere. Veramente, mi piace di più quando ti do cappello in capo albano. Ma vedi che è successo? Muovete. Ma perché quando sentite le voci di femmine, scusate, vi allarmate? Se vedi quando passa prima di stai curto. Ma non è. Scusa, mi si manda in due capi, in due capelli.